delle cavolate, vi rendete conto? Cioè in ricezione non ci muoviamo più. Speriamo, siamo là, si vede la nostra faccia, speriamo che basta. Spingiamo bene, bravissimo con la battuta. Ok? Tutti insieme, tutti compatti, andiamo là come leoni. Andiamo! Claudia! Allora mister, complimenti per questa vittoria. Treviso ancora un primo posto, ma non ci si abitua mai. Diciamo che quest'anno è stata un po' più tosta, nel senso che la squadra chiaramente era un po' diversa rispetto all'anno scorso, però sono stato contentissimo perché è un gruppo di ragazzi che, pur non avendo grossissime potenzialità fisiche, ha lavorato veramente sodo e si sono meritati di essere arrivati al punto in cui sono arrivati. Complimenti a loro. In bocca al lupo a te, in bocca al lupo a tutti, complimenti a voi. Eccoci qua con l'allenatrice e lo staff del Volley Clodia, un secondo posto, un argento che sicuramente lascia un po' l'amaro in bocca, ma dà soddisfazione. Sicuramente dà soddisfazione, era Chioggia, penso da un po' che non arriva a queste fasi regionali, quindi per noi è un grandissimo onore incontrarci con Treviso, perché comunque sappiamo sempre che squadre, che società ha Treviso, e come ho detto ai miei ragazzi non ho nessun amaro in bocca, abbiamo dato tutto quello che potevamo dare, numericamente eravamo quelli che eravamo, però non abbiamo mai smesso di lottare e sono fiera di loro.